Oggi siamo qui perché registriamo una continua mancanza di personale infermieristico all'interno delle strutture residenziali. A Treviso noi stimiamo un segno meno intorno al 30, quasi 40% nel momento in cui le strutture torneranno ad essere completamente con i letti pieni, e quindi c'è una preoccupazione molto alta sulla tenuta del servizio che viene poi erogato al cittadino. Carenza di personale, soprattutto infermieristico, nelle RSA e forte preoccupazione per la tenuta dei servizi. CGIL in piazza Treviso. Si rischia la chiusura di nuclei interi nelle case di riposo perché non sono in grado di garantire il servizio, e quindi si rischia di dover dire ai cittadini che in questo momento i propri cari non possono essere ricoverati o non gli verrà dato il servizio che loro si aspettano, quindi le alzate, quindi tutte le cose che normalmente in una struttura residenziale devono essere fatte. I dati sono allarmanti, riguardano tutte le case di riposo della regione. Possiamo stimare circa 1500-1700 infermieri mancanti su un totale forza professionale di circa 4000 nel Veneto, quindi l'emergenza non è solo trevigiana ma si estende a tutta la regione purtroppo. Noi chiediamo alla politica di prendersi l'impegno, convocare anche il tavolo regionale per poter aprire in modo serio la questione, evitando di fare provvedimenti rattoppo e prendersi la responsabilità di costruire. È chiaro che oggi noi scontiamo il fatto che infermieri non ce ne sono. Un po' di ossigeno dalla notizia di queste ore dell'accoglimento da parte del governo dell'ordine del giorno presentato dal deputato trevigiano Giuseppe Paolin della Lega. Il governo si è impegnato a valutare di estendere i permessi di lavoro per gli infermieri provenienti dai paesi extraeuropei anche per gli anni 2022 e 2023, permessi che oggi sono validi solo fino al prossimo 31 dicembre.